Bentrovati. Dopo Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nando nel Vicentino, che uccise un bandito durante una rapina e innalzato dalla Lega Nord e Fratelli d'Italia al rango di eroe, ora questa destra muscolare se ne sta mettendo un altro sui loro altari. Si chiama Francesco Sicignano di Vaprio d'Adda, accusato di aver ucciso volontariamente un rumeno di 22 anni durante una tentata rapina a casa sua. Ormai questa destra sceglie i propri eroi tra coloro che sparano. Anche i due Marò, accusati di aver ucciso 2 pescatori indiani, sono tra le loro icone. Ma Stacchio è un errore suo malgrado, visto che ha ripetuto più volte che il suo gesto non deve essere un modello da imitare, né tantomeno un simbolo. La gente non deve sparare in mio nome né in Veneto né in Sicilia, solo l'idea mi fa paura. Non è che adesso ognuno si deve sentire autorizzato a sparare, se no cosa facciamo? Il Far West? Matteo Salvini e Giorgia Meloni vorrebbero invece gli italiani armati fino ai denti, pronti a sparare come fanno spesso gli americani per farsi giustizia da sé, visto che il nostro Stato, così dicono, non ci protegge. Già gli Stati Uniti. Nel 2013 negli USA, secondo statistiche ufficiali, sono morte 33.636 persone uccise con armi da fuoco. E allora facciamoci questa domanda: forse quello Stato non garantisce la sicurezza ai propri cittadini? Oppure i tanti morti ammazzati sono dovuti agli almeno 300 milioni di armi da fuoco ed una famiglia su 3 ne detiene almeno una in casa? Il presidente Barack Obama, all'indomani della strage di Charleston, disse: in USA con le armi da fuoco si uccide 297 volte in più che in Giappone, 40 volte in più che in Francia, 33 volte in più che in Israele. Il governo americano ha diffuso una statistica sui 26 paesi più industrializzati del pianeta dove emerge un dato agghiacciante. I bambini americani muoiono sotto i colpi di arma da fuoco 12 volte più spesso di tutti gli altri paesi industrializzati messi assieme. Ed è così, ed è di oggi questa notizia accaduta negli USA. Un bambino di 2 anni si è ucciso con la pistola del padre trovata sul letto. Secondo il Washington Post, nel 2015 sono già 43 i bambini sotto i 3 anni che dopo aver trovato un'arma incustodita a casa, hanno colpito a morte se stessi o una persona vicina. Questo disastro, secondo gli americani che studiano il fenomeno, è dovuto principalmente all'ampia disponibilità di armi nelle case e nelle strade, ricordando pure un altro dato secondo il quale una pistola in casa ha 43 probabilità in più di essere usata per uccidere un familiare o un amico e che non per autodifesa. Questo è il quadro. Riflettiamo quando qualche demagogo, qualche apprendista stregone ci dice che dobbiamo armarci fino ai denti per difenderci dalle aggressioni in strada o nelle nostre case, perché lo Stato non ci difende. Si domanda l'ex magistrato Bruno Tinti: si può ammazzare un ladro? Sì, se il ladro si trasforma in aggressore. Giuridicamente il problema è semplicissimo, ma nella realtà dei fatti è evidentemente complicatissimo. L'articolo 52 del Codice Penale sulla legittima difesa recita: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o d'altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta. E qui poi le cose si complicano, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Dunque si può reagire solo se il pericolo è attuale, è imminente e se lo si fa in maniera proporzionata. Per i furti delle case la legge prevede una forma di legittima difesa più estesa. Infatti, nella propria abitazione o pertinenze come giardino e garage, eccetera, si può usare un'arma per difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui quando non vi è desistenza o vi è pericolo d'aggressione. Per cui nella propria abitazione si possono difendere i propri beni e non solo la propria vita e l'incolumità personale facendo uso delle armi, a condizione che il ladro non abbia intenzione di rinunciare e quindi non stia scappando e che manifesti intenzioni violenti. Ecco che, come è accaduto recentemente a Vaprio d'Adda, il giudice si troverà davanti al dilemma: Sicignano ha sparato per legittima difesa oppure c'è stato un eccesso colposo di legittima difesa, o questo signore ha sparato mentre il giovane stava scappando e quindi potrebbe trattarsi di un omicidio volontario? Domande che solo un processo con tutte le garanzie del caso potrà risolvere, altro che eroe a prescindere. Certamente non si risolvono le drammatiche conseguenze che questi fatti comportano
portano e che alcuni politicanti cavalcano per vellicare la pancia dei cittadini elettori più semplici, sparando stupidaggini e semplificando un problema complesso e pericoloso come lo sono i furti e le aggressioni nelle case, che producono non solo danni materiali, ma anche gravi turbamenti psicologici. Ci vediamo giovedì prossimo. Cittadini elettori più semplici, sparando stupidaggini e semplificando un problema complesso e pericoloso come lo sono i furti e le aggressioni nelle case, che producono non solo danni materiali, ma anche gravi turbamenti psicologici. Ci vediamo giovedì prossimo.